accusato di omicidio preterintenzionale. La vittima è un connazionale di 39 anni morto per un pugno ricevuto in un parcheggio di Mestre. Era intervenuto per difendere il figlio durante una lite con l'indagato. Arrivati in procura gli esami tossicologici su Alex Marangoni, il 25enne morto all'abbazia di Vidor, fatale il mix di cocaina e ayahuasca che gli avrebbe procurato una crisi psicotica. Tragedia sfiorata a Susegana dove un'autobotta è piombata nel cortile di una casa, all'interno c'era un anziano, ha avuto paura, racconta, scossa ai nostri microfoni. Furto nella notte nella ditta di pelletteria Bottega Venete a Di Malo, i ladri avrebbero agito con alcune auto rubate per bloccare le vie d'accesso alla zona industriale. 2 maxi operazioni contro il narcotraffico, lo spaccio di droga in Veneto, 23 indagati dalla polizia trevigiana, 13 misure cautelari eseguite dai carabinieri nella bassa padovana. Primo uscito ufficiale per il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo, che oggi a Padova ha incontrato gli studenti alla mensa universitaria. L'ESU, utilizzo distorto degli spazi, atto deprecabile. La Superjet di Tessera è a un passo dalla chiusura, i suoi 110 dipendenti sono pronti a manifestare a Roma davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la decisione durante un'assemblea. L'eccellenza della sanità padovana ha portato a un nuovo traguardo, un trapianto record di rene, tra l'altro con una storia umana emozionante. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, come avete sentito, la cronaca in primo piano. Un 25enne di origine moldava residente a Spinea è accusato di omicidio preterintenzionale. La vittima è un connazionale di 39 anni, morto per un pugno ricevuto in un parcheggio di Mestre. Era intervenuto per difendere il figlio durante un'animata discussione con l'indagato. Un pugno sferrato al culmine di una lite, pare scoppiata per futili motivi, ha interrotto bruscamente la vita di Vladimir Radu, 39enne di origine moldava, residente con la famiglia Noale. Un suo connazionale di 25 anni è ora indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Per lui è stato disposto l'obbligo di dimora a Spinea con divieto di uscita dalle 20 alle 7. La tragedia si è consumata qui, in uno dei tanti parcheggi dell'area commerciale di Mestre, che si trova a pochi passi dall'ospedale All'Angelo, l'ospedale in cui Vladimir Radu è spirato dopo 2 giorni di ricovero. L'episodio risale al 21 giugno e la morte di Radu al 23, ma l'udienza per la convalida d'arresto dell'indagato si è svolta il 16 luglio, al termine di un periodo che il giovane ha trascorso fuori dall'Italia. In questo parcheggio il figlio 14enne della vittima avrebbe iniziato un'animata discussione con il 25enne e è a questo punto che Radu sarebbe intervenuto per sedare gli animi. L'indagato avrebbe ammesso la propria responsabilità, spiegando però al GIP di aver reagito ad un'aggressione a sua volta subita. L'epilogo in ogni caso è stato drammatico, scandito dall'arrivo del SUEM e della polizia locale e dai vani tentativi di salvare la vita del 39enne. Tentativi ai quali nel parcheggio aveva partecipato anche l'aggressore, poi espatriato per alcune settimane, infine rientrato in Italia dove è stato fermato dalle forze dell'ordine. Ricostruire l'esatta dinamica dei fatti non dovrebbe essere difficile, non solo per le testimonianze ma anche per le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Ciò che resta per ora è il lutto di una famiglia il cui padre è stato strappato alla vita, lasciando un vuoto che sarà impossibile colmare. Ed ora torniamo a parlare della tragedia di Vidor. Sono arrivati gli esiti degli esami tossicologici su Alex Marangoni, il 25enne barista di Marcone. Nel sangue aveva tracce di ayahuasca e cocaina. Un mix di droghe che gli ha procurato una crisi psicotica fatale. Le prime verità su quella maledetta sera, quando dopo un rito sciamanico Alex Marangoni, a 25 anni, è scomparso nel nulla. È la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno. Qualche giorno dopo il corpo del giovane viene ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello. Ad oltre un anno dalla morte del 25enne sono arrivati i tanto attesi esiti degli esami tossicologici. Il ragazzo, che sarebbe caduto dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, aveva nel sangue un mix di droghe, alcune assunte nell'immediatezza di quella sera, altre nei giorni precedenti. Fra queste sono emerse nel sangue tracce delle piante con le quali viene preparata la ayahuasca, una droga illegale in Italia che dà un effetto psicotropo e allucinogeno. A provocare un esito dirompente anche l'assunzione, da quello che sarebbe emerso, di cocaina e di altre sostanze. Dunque la prima risposta è arrivata. Quella sera la ayahuasca era presente. Gli esiti di questi esami sono già arrivati in procura. Questi risultati aprono altri scenari. Chi avrebbe dato ad Alex quel mix di droghe? Probabilmente l'effetto causato al giovane è stato più grave che agli altri partecipanti, proprio per l'assunzione anche della cocaina.
Alex quella notte, dopo aver preso un cocktail di stupefacenti, è entrato in uno stato di alterazione mentale, tale forse da sconvolgergli la percezione della realtà. Ora sarà la procura a dover decidere i prossimi passi. È rimasto aperto intanto il fascicolo per omicidio volontario. Sarà da capire se l'organizzatore Andrea Zuin e i curanderi saranno considerati responsabili della presenza degli stupefacenti durante il rito sciamanico. Fino ad ora avevano dichiarato che la ayahuasca non era stata fatta circolare quella notte. Ora la verità è venuta a galla, una verità che lascia aperta ancora molte domande. Perché se Alex ha avuto una crisi talmente grave nessuno lo ha fermato e perché l'allarme è stato lanciato dopo 3 ore? A queste domande difficilmente si troverà una risposta. È morto dopo ore di agonia il ragazzo rimasto coinvolto in un grave incidente a Mirano nella mattinata di ieri. Si tratta di Gianmarco Valerio, 18 anni appena. Il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre. Gianmarco Valerio stava percorrendo via Cavin di Sale in direzione di Mirano a bordo della sua Ducati Monster e si stava recando al lavoro quando si è scontrato con una utilitaria. Il giovane è volato per 20 metri sull'asfalto con la moto ed ha finito la sua corsa prima contro un muretto, poi in un fossato. Immediatamente sono scattati i soccorsi sul posto in via Cavin di Sala a fare rilievi del caso. Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. Ed ora nel Trevigiano, con una tragedia sfiorata a Susegana, dove un'autobotte è piombata nel cortile di una casa. All'interno c'era un anziano, ho avuto paura, racconta ancora scosso ai nostri microfoni. L'autista è uscito illeso dall'abitacolo. Sì. Ha preso paura? Tanta, e sto ancora prendendo paura. È così, sono ancora qua, sono schiva e basta. Una traiettoria impazzita, una strage sfiorata. Erminio Fagherazzi si trovava in casa quando un'autobotte gli è piombata in giardino in via Barca tra Susegana e Colfosco. Poco dopo l'ora di pranzo. L'anziano è ancora scosso ma consapevole della tragedia scampata, non solo per lui ma anche per l'autista alla guida del mezzo. Sì, ho visto uscire proprio, ho da dire che sono contento di averlo visto. Perché l'ho salutato e bravo che sei ancora qua. A tirare un sospiro di sollievo c'è pure il signor Fabrizio, figlio di Erminio e residente in casa con altri familiari, subito accorsi dopo la notizia dello schianto. Da parte nostra feriti non ce ne sono, buona parte eravamo già al lavoro, eravamo fuori, quindi siamo tornati una volta che i vicini di casa ci hanno avvisato dell'accaduto proprio in tempo reale. Sembrava il terremoto, hanno raccontato altri residenti. Di certo il botto è stato potentissimo e avvertito a centinaia di metri di distanza. Resta da capire il perché di questa fuoriuscita, se un malore o una distrazione. Con operatori del SUEM e vigili del fuoco sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale del Coneglianese. Trasportava vino e ancora quasi tutta la parte del carico è uscita, si è sversata appunto nel piazzale e diciamo attorno al giardino di casa. Diciamo, quindi è rimasto ben poco dentro, all'interno. 15 centimetri di vino che correva davanti alla cucina. Chissà quanti toglieri che le da fuori. 15 centimetri che tanti tutte e due bocchette erano aperte, tutte e due, tutte che correva fuori. 15.000 i litri di vino alla fine dispersi e circa 200 i litri di gasolio. Anche per questo è intervenuta l'ARPAV a raggiungere via Barca, inoltre, una ditta specializzata per la rimozione delle autobotte. Dettagli dopo la grande paura. Alla fine, guarda, è importante star bene, tutti quanti. Il resto si ripara. Ed ora torniamo a parlare di una violenza sessuale avvenuta a Rovigo. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 39 anni accusato da una donna di averla picchiata e violentata in un edificio fatiscente nei pressi della stazione ferroviaria lo scorso 14 luglio. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre disposta la custodia cautelare in carcere. Un secondo uomo accusato di violenza sessuale nei confronti sempre della donna, che si tratta di un cittadino egiziano, 19 anni, è stato
rintracciato dalla squadra mobile della questura di Rovigo oggi proprio nel comune di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, e la procura rodigina ne ha disposto il fermo sempre per violenza sessuale aggravata. Solo un esame esterno della salma, nessuna autopsia. Le cause della morte di Gaia De Gol, 15 anni, di Lentiai, sono chiare per la magistratura bellunese, che sulla tragedia accaduta martedì pomeriggio a Cesana Beach ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, al momento senza indagati. Questa sera un momento di riflessione nella chiesa di Lentiai, a seguire una fiaccolata organizzata dagli amici della giovane per stringersi alla mamma, ai fratelli e ai parenti tutti. Frattanto è polemica sullo scempio che i post sul tragico episodio dei quotidiani e dei siti online hanno causato, ospitando commenti irripetibili dei soliti leoni da tastiera che hanno indignato l'intera comunità. Ed ora nel Vicentino, furto nella notte nella ditta di pelletteria Bottega Veneta di Malo. I ladri avrebbero agito con alcune auto rubate, probabilmente con l'intento di bloccare le vie d'accesso alla zona industriale per poi darsi alla fuga. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono arrivati in seguito i vigilanti attivati dal sistema di sicurezza e i carabinieri della compagnia di Schio, che stanno seguendo le indagini. Dinamica ancora tutta da chiarire da parte degli inquirenti, che stanno recuperando i filmati di videosorveglianza delle telecamere per ricostruire quanto accaduto. E ancora cronaca dalla Trevigiano, traffico di cocaina tra Veneto ed Emilia Romagna, smantellata una rete criminale di narcotrafficanti, 23 persone indagate. Per lo più operai stranieri, molti dei quali di origine dominicana, avevano messo in piedi un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla detenzione illegale di armi. Il blitz della polizia è scattato all'alba. In forza, gli uomini di varie squadre mobili hanno bussato alle porte degli indagati fra le province di Treviso, Belluno, Vicenza e Ravenna. 26 le persone coinvolte, di cui 23 denunciati. Sono in corso di esecuzione 25 perquisizioni locali e personali nei confronti di altrettanti soggetti indagati per i reati in materia di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi. Nel corso di queste perquisizioni sono state rinvenute diverse dosi di cocaina destinate alla successiva vendita, denaro contante e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente. Inoltre sono state arrestate 2 persone in flagranza di reato. Si tratta di un 52enne cubano e un 40enne dominicano residenti a Treviso e Belluno. 3 le ordinanze di custodia cautelare in carcere messe su ordine della procura, un dominicano 40enne ritenuto elemento di spicco del gruppo criminale e altri 2 connazionali sudamericani di 44 e 24 anni, anch'essi destinatari di misura cautelare in carcere ma attualmente irreperibili. Altre 8 persone dovranno invece sottoporsi ad interrogatorio. Durante le perquisizioni un indagato è fuggito ma è stato bloccato dalla polizia dopo 1 chilometro. L'indagine avviata nel giugno 2023 ha permesso di ricostruire una rete ben organizzata composta da 15 cittadini dominicani, 4 italiani, 2 marocchini, un cubano e un ecuadoregno, di età compresa tra i 24 e i 53 anni. L'operazione denominata Focus 23 è scattata quando la polizia ha attenzionato una Ford Focus che quasi quotidianamente viaggiava tra Treviso e Ravenna. Come gestivano questa attività? La gestivano principalmente trasportando sostanza stupefacente del tipo cocaina su delle autovetture munite di doppio fondo fra le province interessate, vendendole poi a soggetti che a loro volta si occupavano dello spaccio al dettaglio. Il gruppo aveva contatti con esponenti del narcotraffico all'estero. In un caso vi era stato il tentativo di approvvigionarsi un grande quantitativo di cocaina dalla Spagna, bloccato poi dalle autorità locali. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, 100 grammi tra hashish e marijuana, materiale da confezionamento ed oltre 30.000 euro in contanti. La droga sequestrata era occultata in barattoli, garage e ripostigli. Un carico intercettato dalla polizia conteneva 1,5 kg di cocaina, una cifra che va moltiplicata per oltre un anno di traffici illegali. Una vasta rete smantellata, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Un fiume di droga da Milano a Padova è stato scoperto dai carabinieri dopo 7 mesi di indagini. Sentiamo. Una lunga indagine dei carabinieri di Abano Terme e alla fine ben 13 misure cautelari emesse dal GIP di Padova destinatarie italiani, tunisini e senegalesi.
accusati di aver organizzato un'ingente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, che ha visto l'impiego di decine di carabinieri dell'Arma con il supporto di militari del nucleo cinofili di Torreglia e del nucleo elicotteri di Belluno, sono state eseguite 3 misure cautelari in carcere, 5 divieti di dimora in Veneto e 5 misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dei rispettivi indagati. Inoltre sono state eseguite 18 perquisizioni domiciliari nelle province di Padova, Milano e Firenze. Siamo riusciti con questa attività di indagine proprio a ricostruire questo canale di approvvigionamento che era essenzialmente a Milano, e questo stupefacente veniva proprio portato qui nel Padovano e poi smissato in particolar modo nella zona delle Terme Euganee, nei comuni di Due Carrare, Battaglia Terme e Pernumia. Sono un po' i comuni, diciamo, principali, ma si è esteso poi anche in altri comuni come Monselice, Bagnoli di Sopra, Conselve, Cartura e altri comuni qui vicini. L'indagine è iniziata a maggio 2024, quando una pattuglia di Abano Terme aveva denunciato 2 nordafricani irregolari in Italia, poiché trovati in possesso di 10 dosi di cocaina e denaro in contanti. Da lì l'arresto di un corriere italiano incensurato e in possesso di 1 chilo di cocaina e 2,5 kg di hashish per rifornire la bassa padovana. Nel corso dell'intera attività, durata circa 7 mesi, sono state tratte in arresto 4 persone, sequestrati complessivamente 4,5 kg di cocaina, corrispondenti a circa 6.400 dosi, e 2,5 kg di hashish per circa 520 dosi, oltre alla somma in denaro contante di 82.000 euro. Dai riscontri di indagine acquisiti, ricostruendo gli elementi, è stato accertato che nel periodo dell'indagine sono stati movimentati circa 637.000 euro. Noi siamo riusciti a capire che c'era un approvvigionamento di almeno 1 chilo, a volte anche 2 la settimana, di cocaina, e per il periodo dell'attività di indagine siamo intorno ai 630-650.000 euro di controvalore. Infine, durante le perquisizioni delle ultime ore, sono stati sequestrati altri quantitativi di droga e 43.600 euro in contanti, una pistola senza matricola, 1.550 cartucce da caccia e 40 munizioni calibro 38. Siamo alla politica, prima uscita ufficiale per il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo, che oggi a Padova ha incontrato gli studenti alla mensa universitaria. La Regione deve assolutamente dare di più sul tema delle borse di studio, sul tema della garanzia dei trasporti. Abbiamo toccato oggi il tema dei trasporti, si è auspicato da più parti il tema del biglietto unico, se ne parla tantissimo, ma ritengo che sia uno dei temi importanti per garantire una maggiore libertà di movimento, non soltanto dei giovani ma di tutti, affrontare questo tema. Parte dall'Università di Padova e dai giovani la maratona elettorale del candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che da qui alle prossime settimane incontrerà anche imprenditori e amministratori locali. Una campagna, la definisce il diretto interessato, casa per casa, azienda per azienda. Nella città del Santo, quindi, la prima uscita ufficiale dell'ex sindaco di Treviso, che nel presentarsi utilizza un aggettivo più di altri. Moderato è una persona che ha delle idee ben salde, ha anche una tenacia e uno spirito forte per perseguirle, ma ha un atteggiamento di ascolto e di dialogo anche su idee diverse dalle proprie e non parte da preconcetti o pregiudizi. Per me questo vuol dire essere moderato e penso che sia un punto di forza all'interno della coalizione anche per parlare al Veneto. Ma un conto è parlare ai veneti, un altro il dialogo interno tra le forze della coalizione. Su questo Manildo rivendica mani libere e lo fa anche guardando a una possibile giunta. Non ho ricevuto limiti, ho ribadito dall'inizio la mia autonomia decisionale ascoltando tutti, quindi il tema di una futura squadra sarà legato alla competenza, legato alla valorizzazione del percorso fatto, quindi non ho ricevuto vincoli o imposizioni, siamo proprio costruttivi in modo positivo. Costruttivo anche il confronto con Azione, prevale la fiducia su un imminente apparentamento che strizza l'occhio in maniera evidente proprio all'elettorato moderato. È una questione che dovremo definire proprio nei prossimi giorni. Io mi auguro che ci possa essere questa adesione. Naturalmente sono adesioni di carattere programmatico, si decide da che parte stare, se si ha una visione comune, se si hanno dei programmi comuni. Sono confidente che si possa ulteriormente allargare la nostra coalizione.
E c'è anche la prima polemica, a sollevarla il presidente dell'ESU di Padova che ha in gestione gli spazi della mensa universitaria. Eravamo all'oscuro della conferenza stampa di Giovanni Manildo, siamo davanti ad un precedente deprecabile e a un pessimo esempio di utilizzo distorto degli spazi destinati al diritto allo studio universitario, le parole di Giuseppe Maschera. Ed ora Venezia, la Superjet di Tessera è a un passo dalla chiusura e i suoi 110 dipendenti sono pronti a manifestare a Roma davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quella che si sta consumando attorno a Superjet International non è solo una crisi aziendale, è lo specchio di un fallimento politico e istituzionale che rischia di cancellare nel silenzio una realtà industriale strategica e 110 posti di lavoro altamente qualificati. La sintesi è del segretario generale della Wilm di Venezia, Diego Banisson. Davanti ai cancelli della Leonardo di Tessera, i lavoratori di Superjet e i colleghi di Leonardo si sono riuniti in assemblea per quella che appare quasi come l'ultima chiamata per salvare un'azienda in salute bloccata da circostanze che nulla hanno a che fare col mercato. A parte un 10% di Leonardo, infatti, il 90% di Superjet controllato da una multinazionale russa è stato congelato nell'ambito delle sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Per effetto della guerra, per effetto del congelamento delle attività e delle sanzioni che sono applicate, insomma, noi ad oggi, dal febbraio del 2022, abbiamo le attività congelate al punto che a oggi incomincia a mancare anche le risorse economiche per pagare gli stipendi, ma soprattutto non abbiamo una certezza sulla continuità produttiva di questa azienda. Superjet è un'azienda ad alta tecnologia aerospaziale con un personale ad alta competenza. C'è addirittura un progetto di rilancio da centinaia di milioni di euro arrivata dagli Emirati Arabi con prospettive di un robusto aumento di personale, ma dal Ministero dell'Economia e della Finanza, dicono i sindacati, arrivano risposte vaghe e poco rassicuranti. La politica qua sta rinunciando a un progetto industriale che prevederebbe la crescita di Superjet fino a 500 persone, quindi in un territorio che sta lentamente depauperando quello che è, insomma, anche la manifattura. Stiamo rinunciando ad avere un investimento così importante sul territorio. È paradossale che in una situazione come questa, dove abbiamo un progetto industriale di rilancio che potrebbe generare occupazione, competenze, strategicità nel territorio, non si riesca a rilanciare un'azienda. È la prima volta dal dopoguerra che avviene che chiudiamo un'azienda per motivi geopolitici. I sindacati chiedono ancora una volta un intervento immediato del governo e di Leonardo. Ad agosto non si potrà più neanche pagare gli stipendi ai dipendenti. Ci lasciano intendere che c'è tutta la volontà, insomma, di lasciare andare questa azienda verso il suo destino, cioè verso la chiusura, e noi lo riteniamo inaccettabile. Se non troviamo una risposta dopo l'assemblea pubblica che abbiamo fatto oggi, sicuramente ci organizzeremo per andare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedere delle risposte. Chiediamo anche a Leonardo di venire al tavolo perché, ripeto, Leonardo è un attore fondamentale, al 10% all'interno di questa società, e fino ad oggi Leonardo, insomma, ha girato la testa dall'altra parte. Ennesimo record della sanità padovana, per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto di rene da vivente con nefrectomia parziale robotica. Significa che, iniziata la procedura per il trapianto, i medici hanno scoperto un tumore del donatore, l'hanno guarito con la chirurgia robotica e hanno completato il trapianto. Una storia ancor più umana e emozionante perché la donatrice e il ricevente sono marito e moglie. Emozionante il racconto dei coniugi arrivati dalla provincia di Bergamo, la paura iniziale, la fiducia nei medici, la guarigione, il trapianto ed ora una vita normale e sanissima per entrambi. E con questa bellissima notizia si chiude qui il nostro telegiornale. Vi lascio alla sigla, poi le previsioni del tempo e subito dopo il telegiornale da Venezia e provincia. Grazie per averci seguito, arrivederci.